Allora, buonasera, questo è uno speciale dedicato all'emergenza coronavirus. Chi ci segue sa che da un po' di tempo abbiamo aperto queste finestre per cercare di capirne di più, di vedere come si sta muovendo anche a livello regionale la macchina della sanità. Insieme a me l'amico e il collega Arcangelo Badolati. Arcangelo, buonasera anche a te. Buonasera. Oggi vorremmo puntare l'attenzione, siccome se ne parla spesso, dei reparti di rianimazione. Quanti ce ne sono in Calabria, come funzionano, si è fatto appello anche alla necessità di avere altre macchine, altri respiratori. Il governatore della Calabria, il presidente della regione Calabria ha più volte detto aspettiamo queste macchine che ancora non arrivano. Ieri in Consiglio regionale ha lanciato un'accusa pesante, ha detto abbiamo chiesto mascherine e ci hanno mandato bandane. Arcangelo, dobbiamo, come dire, fare tutto noi a questo punto. Dobbiamo essere, in qualche modo dobbiamo attivare tutte le possibilità che abbiamo in questa regione per attrezzarci. Sì, non c'è dubbio, c'è un impegno, devo dire, solidale da parte di comuni, di associazioni, di volontari. Certo, non possono fare tutto i privati, non possono i cittadini supplire a compiti che sono preminentemente dello Stato e dell'organizzazione più in generale statuale, attraverso, non so, per esempio nel settore della sanità, il Ministero della Salute. Devo dire che la spinta popolare c'è, io assisto, voi assistete, noi assistiamo davvero a piccoli miracoli. Ogni giorno viene regalato un ventilatore ad un ospedale ed è compito e merito di tutta questa gente. Certo, alcune cose le persone non possono farle, cioè se mancano gli strumentari che debbono servire nelle sale di rianimazione, se mancano le strutture per garantire la terapia intensiva, beh, queste non se le possono inventare i cittadini, anche se ci mettono i soldi, la volontà, la passione. Quindi speriamo che questa organizzazione, diciamo, sul territorio, più in generale quella nazionale, cambi per davvero, perché sentiamo di milioni di mascherine che vengono regalate dai cinesi, dai russi, eccetera, ma qui non arriva niente. Quindi i medici continuano ad operare in condizioni davvero difficili, e non solo loro, pure quelli della protezione civile, i barellieri, quelli che stanno negli ospedali, non solo nei reparti Covid, insomma anche i medici territoriali. C'è una situazione molto difficile. Speriamo che le cose cambino, cioè che tutte le parole diventino fatti, poi, no? Sì, noi oggi per parlare appunto della rianimazione abbiamo in linea, dovremmo avere in linea il professor Bruno Mantea, già ordinario alla Facoltà di Medicina dell'Università di Catanzaro. Buonasera Buon- professore, mi sente? Buonasera, io vi sento benissimo, mi sentite bene anche voi? Sì, noi sentiamo benissimo professore. Allora, conosce la macchina legata alla rianimazione in questa regione per averla, come dire, frequentata e organizzata per molti anni. Ecco, guardandola oggi dall'esterno, ritiene essere una macchina attrezzata per gestire un'emergenza di questa portata? Ma io ritengo proprio di sì, però vorrei fare un discorso più ampio. Questa è una guerra che non la vincono solamente le rianimazioni, i reparti di malattie infettive, i medici, la vinciamo tutti quanti insieme. Volevo innanzitutto dire una cosa. Ringraziamo il cielo che siamo in Calabria, poi spiegherò perché. Un'altra cosa che voglio dire, ringraziamo non solo i medici e il personale che sta facendo miracoli, ma ringraziamo tutti i cittadini che si attengono alle misure di prevenzione che sono fondamentali perché in tal modo contribuiscono ad evitare di tasare il sistema sanitario. Ora, siamo fortunati perché?
perché in Calabria tutti i casi che si stanno verificando sono assolutamente tracciabili. Significa che sono casi che vengono fuori dal contagio con altre persone. In Lombardia sono tracciabili non più del 50% dei casi. L'altro 50% è dovuto all'inquinamento, al trasporto attraverso lo smog, le polveri sottili e la nebbia. Ecco uno dei motivi per i quali in Calabria siamo fortunati. In Calabria siamo fortunati anche per un altro motivo, perché si fanno i tamponi. Quasi 5.000 tamponi sono stati effettuati fino adesso. Si fanno tamponi al personale che è venuto a contatto con i pazienti infettati, si fanno i tamponi al personale. E questo è un fatto importante. In Lombardia non fanno il tampone neanche ai soggetti che sono stati a stretto contatto con i pazienti positivi. Professore, ma non ci sono i tamponi? I nostri ospedali lamentano la carenza di kit Sì. per... Allora, diciamo, noi ci lamentiamo sempre, però vediamo la realtà. Finora si sono fatti esattamente 5.000 tamponi. Di questi 5.000 tamponi sono risultati positivi solo 393 persone. Se noi facciamo i tamponi a tutta la popolazione, facciamo un disastro perché non serve a nulla. Diciamo che in Calabria si fanno i tamponi e questi sono i dati ufficiali che io riporto e che sono stati fatti fino ad oggi, si fanno in maniera mirata ed allargata. Ma vediamo un altro risvolto che è importante. Il personale che è stato a contatto senza le adeguate protezioni e che ha avuto il tampone, non c'è personale, diciamo, che fortunatamente si è infettato. Andiamo ad un altro dato che è importante e positivo e che ci fa dire che la Calabria è una regione fortunata. Abbiamo una task force regionale che è di primissimo livello, ma non solo in campo calabrese, neanche in campo italiano, ma in campo internazionale. A parte il dottore Benedetto Caroleo che ha collaborato con me per la cura dei malati per tantissimi anni, noi abbiamo praticamente il professor Romeo che è cardiologo, ma abbiamo il nostro concittadino Raffaele Bruno che è l'ordinario di malattie infettive di Pavia, che è uno dei leader nel campo infettivologico in tutto il mondo. Abbiamo Paolo Navalesi, anestesista intensivista, autore di diversi brevetti che si usano in tutto il mondo, espertissimo nella ventilazione, che poi è stato a Germaneto il mio successore per alcuni anni, adesso c'è un altro professore che è altrettanto valido. Ma la cosa incredibile è che questa task force di esperti è assolutamente in sintonia con il direttore generale Antonio Belcastro e questi sono assolutamente in sintonia con la presidentessa Viola
Santelli. Professore, la fermo un Ecco attimo, perché la fermo un attimo. Arcangelo, intanto oggi il Presidente della Regione ha chiuso altri 5 comuni in provincia di certo, Catanzaro: Chiaravalle, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Valle Fiorita. Arcangelo, perché anche qui ci sono casi che meritano un approfondimento. Questa è la strada che bisogna percorrere. Arcangelo. Sì, non c'è dubbio, ha fatto benissimo. I provvedimenti assunti da Iole Santelli sono dei provvedimenti tempestivi, possono apparire duri, invece sono necessari, perché se tu confini il virus in quelle zone e riesci con la tamponatura a individuare, no, il collegamento tra un positivo e l'altro, in qualche maniera lo isoli, eviti che possa essere esportato. Mi rendo conto che fa impressione, no? A Soverato, che è un posto bellissimo, eccetera, ritrovarsi zona rossa, però è per il bene di tutti, ma soprattutto anche per il bene di tutto il resto della comunità. Devo dire che questo pugno di ferro assunto dal nostro governatore è una cosa, ripeto, che può apparire spiacevole, invece è necessaria, anche perché se vi guardate intorno, molti sindaci hanno in autonomia chiuso i loro comuni, cioè i sindaci di alcuni centri sani, per così dire, non investiti dal contagio, hanno già chiuso i loro centri. Allora bloccare quelli che invece sono investiti dal contagio ha fatto bene, lo dimostrano i dati. Le scelte della Santelli sono in linea, no? Con quello che ha fatto qualche settimana fa, nei giorni scorsi, cioè ha chiuso dei centri come Rogliano, dove il contagio è cresciuto, ha ceduto Bocchigliero, dove è cresciuto, Cutro, dove è cresciuto, ma poi è cresciuto all'interno di quella comunità, cioè non è stato consentito a quelli che erano là di esportare il virus. Un suggerimento, che è una cosa che va a sostegno dell'azione dell'amministrazione pubblica. Qui bisogna parlare al di là delle colorazioni, per così dire, politiche, no? Delle scelte, degli orientamenti culturali. Qui è una battaglia che dobbiamo condurre tutti insieme. Fa bene la Santelli a chiedere l'esercito, perché i comuni non sono in grado, con le forze dell'ordine, le questure, i comandi dei carabinieri, di cinturare i paesi. L'esercito può essere utilizzato in funzione logistica per una serie di azioni che possono essere compiute, portare da mangiare a quelli che non possono uscire da casa, rifornire i medicinali, un'azione concreta da questo punto di vista, ed un'azione sul territorio di tipo militare per davvero, che è quella di bloccare le vie d'accesso ai centri che sono chiusi, le cosiddette zone rosse, perché così evitiamo che 2 poveri vigili urbani o 3 vigili urbani di un paese siano costretti a fare delle cose che non sono in grado di fare, non lo sono strumentalmente, professionalmente, non lo sono nel senso numerico. Lo stesso significa come dire, evitare alle questure, ai comandi dei carabinieri di sottrarre uomini e di impiegarli in queste funzioni. Ecco, fa bene e dobbiamo sostenere questa richiesta della Santelli, perché aiutiamo così a tenere chiusi questi comuni. Le 5 località che sono state blindate stamane sono 5 località investite dal virus, e i virologi dicono, ecco perché interviene la Santelli, che il contagio è in espansione, quindi bisogna chiudere per evitare appunto che diventi un contagio che vada fuori, per così dire, dai confini dei centri che sono stati blindati oggi. La cosa interessante è questa, cioè nel senso che noi dobbiamo metterci in testa questo passaggio che secondo me è decisivo. Noi dobbiamo continuare a difenderci dal virus e quindi dobbiamo mettere in atto, in campo, tutte quelle iniziative che ci consentono, sono d'accordo con Arcangelo, di circoscrivere l'area del contagio e impedire che il virus esca da quell'area. Questo bisogna fare. Non abbiamo altri strumenti, non abbiamo altri mezzi. Vorrei aggiungere una cosa, se mi consentite. Noi dobbiamo... Posso? Sì, prego, prego. Ecco, noi dobbiamo mandare un messaggio importante a tutti i cittadini che debbono spontaneamente contribuire a mantenere ciò che viene raccomandato. Non deve essere, diciamo, le forze dell'ordine, dell'esercito, deve aiutarci a risolvere alcuni problemi logistici, ma noi cittadini
siamo anche responsabili di questo e dobbiamo collaborare singolarmente tutti quanti. Questo è il messaggio forte che deve passare. Io sono d'accordo che i provvedimenti fatti dalla Santelli in sintonia con la task force sono utili, sono tempestivi, però tutti quanti dobbiamo contribuire a risolvere altri problemi. Sì, professore, però ho capito, però bisogna avere anche un sistema sanitario capace di reggere, perché certo. questo è il problema, dobbiamo capire se reggiamo. Intanto, quanti sono effettivamente i posti di terapia intensiva in Calabria? Io onestamente ancora non riesco a trovare una certezza nei numeri. Allora, io penso che ho fatto dei calcoli, a parte i numeri teorici, va bene, dei 107 posti che abbiamo sempre avuto. Io credo che oggi noi possiamo contare in Calabria su qualche cosa come 140 posti di terapia intensiva validi, dotati di attrezzature, dotati di personale e dotati di adeguatezze e di strumenti di protezione. Però se pensiamo ad un altro dato che ci dobbiamo pensare, no? Attualmente i ricoverati in rianimazione o in terapia intensiva sono 23 su quasi 400 diciamo, pazienti Covid positivi, il che significa che noi ci stiamo attestando ad una percentuale del 5%. In Lombardia sono attestati su percentuali del 10-12%, ma sono arrivati percentuali nella prima ondata, grossa ondata che ancora continua, anche alla necessità del 20% di ricoverati in terapia intensiva sui soggetti diciamo Covid positivi. Con questi 140 posti, no, possono tranquillamente sopportare, se noi dovessimo arrivare al 10% di necessità di ricoveri in terapia intensiva, a qualche cosa come anche 1400 pazienti positivi. Quello che è importante, quello che è praticamente aprire anche questo famoso centro di germanetto malattie infettive, di unità Covid, perché per ciò che riguarda invece la rianimazione stiamo molto bene, perché a Catanzaro, a Germaneto, abbiamo la possibilità di effettuare ogni tipo di supporto alle problematiche importanti che sono rappresentate dalla polmonite interstiziale virale. Possiamo fare dall'ossigenoterapia ad alti flussi, possiamo fare il casco, possiamo fare i vari modelli di ventilazione. Queste cose si possono fare anche nelle altre terapie intensive o rianimazioni, chiamiamole come vuoi, allocate su Cosenza, su Catanzaro Pugliese, su Reggio Calabria, su Crotone, su Cetraro, un po' anche su Fibbo, va bene, ma a Germanetto noi abbiamo anche addirittura 5 postazioni di CPAP. Mi spiego che cos'è. È il famoso casco, no?
No, il casco è tutta un'altra cosa. La CPAP, avete visto per esempio che l'insufficienza renale viene trattata con la dialisi, no? Bene, questo sistema è un sistema che all'esterno del paziente ossigena il sangue. Non so se mi sono spiegato. Naturalmente c'è un filtro, c'è un ossigenatore esterno, va bene, e anche con un polmone che assolutamente non scambia, noi possiamo sostituire la funzione polmonare, così come il rene artificiale sostituisce la funzione renale che non esiste. E la CPAP no, scusatemi, ho sbagliato, l'ECMO, a CPAP è un'altra cosa, sono i caschi. Infatti. No, Attilio, io sto lavorando molto, sono un poco questo è l'ECMO, cioè è l'ossigenazione extracorporea. Vi prego vi chiedo scusa. La circolazione extracorporea. Con questa circolazione extracorporea si ossigena il paziente. È una circolazione extracorporea che è assolutamente diversa da quella che si usa per gli interventi di cardiochirurgia, perché negli interventi di cardiochirurgia, oltre allo scambio, va bene, cioè quello che si fa, si assicura la pompa cardiaca. Invece con l'ECMO si assicura l'ossigenazione. E noi ogni anno abbiamo trattato dei Ma pazienti. noi abbiamo mezzi a sufficienza, professore? Ma noi, Sì. ma noi abbiamo mezzi di questo tipo in questo nostro sistema, in questi nostri ospedali o no? Siamo attrezzati? Allora, vediamo un pochettino. Per quanto riguarda l'ECMO, c'è esclusivamente Germanetto, ma pensate che l'ECMO non c'è né Basilicata né in altri posti. Però vi voglio dare una notizia. Per quanto riguarda questo tipo di patologia, l'ECMO viene usata in una percentuale molto bassa perché non ce n'è bisogno. E i cinque postazioni di ECMO che noi abbiamo sono più che sufficienti per l'intero territorio regionale. Altri modelli di assistenza respiratoria, chiamiamola così, ci sono in tutti quanti i reparti. Noi abbiamo più bisogno anche di posti Covid e praticamente dobbiamo fare una battaglia per aprire rapidamente i numerosi posti Covid identificati al policlinico, perché le malattie infettive dei vari ospedali stanno facendo un lavoro meraviglioso. Ancora hanno posti, perché noi pensiamo che abbiamo in tutto 101 ricoverati distribuiti in tutta la regione. Però pariamoci, perché assistiamo e continueremo ad assistere ad un incremento graduale praticamente. Un attimo solo, professore. Arcangelo. Sì, volevo fare una domanda al professore perché c'è stata la sperimentazione di questo farmaco a Napoli, che è un farmaco prodotto dalla Roche, che aiuterebbe in qualche maniera a disinfiammare i polmoni aggrediti dal coronavirus. Volevo sapere che ne pensava, lui è uno scienziato, volevo sapere cosa ne pensava, se è una cosa che in qualche maniera può aiutare in questa fase i medici. Tra l'altro è un farmaco che è in via di sperimentazione anche in Calabria, quindi secondo lei, professore, può aiutarci a sconfiggere il coronavirus, può aiutarci a salvare tanta gente? Un'ultima cosa, prof, c'è certamente un problema tuttavia, perché sono morte 16 persone ricoverate in rianimazione, quindi 14. il farmaco funziona e diciamo 8 a 14. Cosenza, purtroppo 5 a Reggio, adesso 2 a Crotone, quindi il farmaco funziona, ci può aiutare questo farmaco della Roche a disinfiammare
le parti Sì, polmonari aggrediti al coronavirus? grazie, grazie per la domanda. È una domanda interessante. Ora, questo farmaco, non vi dico il nome perché è inutile, insomma, eh, può essere utile però in una certa fase, cioè bisogna scegliere la fase idonea. Per esempio, e vi dico una bella cosa, che i due pazienti sono venuti, non so, a Brescia, che Da il Bergamo, signor da Bergamo. Zuccatelli, da Bergamo, scusate, che il signor Zuccatelli ha fatto ricoverare a Pugliese, che sono giunti a Pugliese in condizioni pessime, erano stati inviati a morire in Calabria. Hanno ricevuto tutte le cure idonee e gli ieri sono stati estubati. Questa dimostrazione della capacità dei medici calabresi, e in questi due pazienti è stato utilizzato anche il farmaco. La cosa importante è scegliere il momento adatto scusate, per somministrare il farmaco. Perché se lo si somministra troppo presto, abbassa le difese immunitarie. Al momento opportuno, quando siamo in piena tempesta immunitaria, può dare, e io sono convinto che ne può dare un buon aiuto, diciamo. Perciò è un'arma che nelle fasi critiche si può utilizzare, ma va utilizzato solamente nelle animazioni al momento della tempesta immunitaria. Professore, leggo una statistica, praticamente coloro che entrano in terapia intensiva, purtroppo, solo il 30% si salva. Ma queste sono statistiche che non riguardano certamente la nostra regione per quanto riguarda il coronavirus, ma riguardano altre regioni. Da noi, per esempio, se noi estimiamo 14 deceduti, alcuni soggetti hanno fatto diagnosi post mortem, perché mi pare 3 o 4 che sono arrivati morti negli ospedali. Degli altri pazienti, 10-11 pazienti, avevano tutti gravissime comortalità ed un'età avanzata. È un'età avanzata. Da noi siamo fortunati che anche i soggetti anche di 80 anni vengono assistiti, intubati e ventilati. In altre regioni, in Lombardia, questa ve la devo dire. Non volevo intubare un mio collega, nonché fraterno amico, solo perché aveva 74 anni. Noi siamo fortunati a vivere in Calabria. Ci dobbiamo fermare un attimo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco e riparte Arcangelo, tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Arcangelo, adesso riparti tu. Professore, sì, volevo chiederle, approfittiamo, siamo in collegamento con il professore Bruno Amantea, uno scienziato calabrese
docente già all'Università di Catanzaro, è rianimatore, come dire, esperto, una persona che è in grado di spiegarci e farci capire tante cose. Quando si usa questo termine intubato, cioè ci sono dei pazienti che non riescono più a respirare autonomamente, quindi vengono trasferiti in terapia intensiva e lì intubati. Intanto che significa, che cosa accade? E poi, professore, purtroppo questo verbo intubare, relativo ovviamente alle pratiche di rianimazione e terapia intensiva, fa spesso, come dire, in qualche maniera il paio con la morte, perché quando a volte come la statistica purtroppo, lo dico con tutta l'ignoranza del caso, nel senso non sono un esperto, però insomma ogni volta un paziente viene intubato, poi spesso non ce la fa a riprendersi. Lei ci ha dato una buona notizia prima, cioè ci ha detto che i 2 trasferiti da Bergamo sono stati estubati, cioè riescono adesso a respirare autonomamente. Che succede? Perché li si intuba? Come accade? Quante persone sono necessarie per gestire un paziente intubato? Questo per fare capire a tutti cosa accade in un reparto di rianimazione. Sì, beh, intubare un paziente significa inserire un tubo in trachea, collegare tutto con un sistema di raccordi il paziente ad un ventilatore. Prima di arrivare all'intubazione ci sono altri modelli di aiuto alla ossigenazione del paziente. Un modello più semplice è quello di utilizzare la mascherina con l'ossigeno con il sistema Venturi. Poi passiamo ad un modello ancora più sofisticato, quello di mettere una specie di occhialini, diciamo, va bene, e utilizzare un apparecchio che eroga alti flussi di ossigeno. E questo è un brevetto di un amico che si usa in tutto il mondo e aiuta moltissimo questi pazienti ad ossigenarsi. Perché? Perché il problema della polmonite virale interstiziale è questo, determina una riduzione della ossigenazione, mentre l'anidride carbonica viene ancora eliminata, l'ossigenazione diventa più difficile perché l'ossigeno difficilmente passa e allora si dà ossigeno. La terza fase è quella di utilizzare caschi, che sono dei sistemi che aiutano la ventilazione e riducono il lavoro, diciamo, che serve per respirare, dando anche ossigeno, regolare quantitativo di ossigeno. Ma Anche con questo sistema non si raggiungono dei valori ottimali, allora bisogna fare un collegamento diretto tra il ventilatore e i polmoni del paziente attraverso l'intubazione. Naturalmente questa procedura richiede la sedazione del paziente. In questi pazienti Covid si curarizzano come se si fosse un'anestesia, solamente che la ventilazione è una ventilazione molto più sofisticata. Abbiamo vari tipi di modelli di ventilazione che si adattano bene ai pazienti. La terza fase, quando la ventilazione meccanica con i ventilatori non è più sufficiente, è proprio quella dell'ECMO. Va bene, di ossigenare il sangue nel sistema esterno. Quanto personale ci vuole? Per esempio, per l'unità Covid si mettono 2 o 3 persone
diciamo, basate per ogni paziente, perché ci vuole molto personale. Non è che il personale può andare sempre in giro, uscire, entrare. Il personale che entra sta lì per tutto il turno, anche per evitare di svestirsi, rivestirsi, sprecare materiale, perché uno dei problemi più grossi che stiamo vivendo, e voi giustamente lo avete detto, è quello del materiale di protezione, di vari livelli, dalla semplice mascherina fino alla tuta, al casco, alla protezione totale. E su questo io voglio, consentitemelo, esprimere un ringraziamento alla Protezione Civile che sta cercando di fare miracoli, però è difficile approvvigionarsi perché le industrie che producono questo materiale cercano di fare il massimo, ne producono tanto, ma l'ondata del nord rende difficile approvvigionarsi di questo materiale. Per quanto riguarda le attrezzature, invece, beh, diciamo come ventilatori andiamo bene, anche diciamo i caschi ne abbiamo a sufficienza. Noi, non so se posso dirlo, ma io lo voglio dire lo stesso, stiamo aspettando come Rotary, molti club della provincia di Cosenza, di Crotone e di Catanzaro hanno fatto un ordinativo di ben 93 caschi da CPAP da dare a strutture della provincia di Cosenza, di Catanzaro e di Crotone. Purtroppo ancora non sono arrivati. Quanto costa professore, quanto costa un casco CPAP? Allora, il casco CPAP quanto costa? Ve lo dico subito. Io ho avuto, siccome in questo caso è una donazione, io ho avuto un prezzo stracciato di 190 euro più IVA per casco. Beh, non mi pare una cifra esagerata, insomma, si possono mettere in campo, se è utile il casco, allora, Sì, come dire, il diamo la problema, possibilità. ma No, il problema è guarda, reperirli, ho capito, professore, ma ci serve un altro figlio, passaggio, mi scusi, un altro passaggio che dobbiamo spiegare ai sì, nostri telespettatori. Lei prima ha parlato di ospedale Covid. Cosa sì, vuol dire? Come si attrezza un ospedale Covid? Perché quello che di cui abbiamo parlato io e Arcangelo nei giorni scorsi era proprio queste strutture lasciate lì con la sola dicitura ospedale Covid, ma dentro praticamente non c'è nulla. Di che cosa c'è bisogno per costruire un ospedale Covid? allora diciamo ci sono varie tipologie. Io come le intendo io, un reparto Covid è un reparto dove ci sono dei sistemi di protezione, di cura, una specie, cioè una malattia infettiva, una malattia. E io mi auguro che i posti di Germaneto dedicati a questa unità Covid, dove ci va il paziente anche sintomatico, no? Ci va non solo il paziente che non ha sintomi, ma un paziente sintomatico, cioè che ha bisogno anche di cura, magari anche del casco, magari dell'ossigenazione di supporto, va bene, è una tipologia. Poi c'è un'unità di tale Covid dove ci possono essere soggetti Covid asintomatici e lì ci devono essere naturalmente misure di supporto un po' diverse, superiori, ma la cosa importante è aumentare il posto del
unità Covid, chiamiamole terapia, come le malattie infettive di Cosenza, come le malattie infettive di Catanzaro. E io mi auguro che aprano questi posti a Germaneto, perché il personale incomincia ad esserci, se no come si fa la sperimentazione, non so, per esempio con la colchicina, per quelle fasi ancora iniziali, ma abbiamo necessità di questo. Non so se sono stato chiaro. Perfetto, Arcangelo. Sì, un'altra domanda, professore, tecnica, sempre approfittiamo delle sue grandi conoscenze. C'è questo farmaco, stiamo sentendo tante cose in televisione, poi spuntano fuori soluzioni improbabili, soluzioni più probabili, eccetera. C'è questo farmaco, Avagan si chiama, che viene utilizzato in Giappone contro delle forme virali, che secondo quello che dicono i giapponesi, o almeno quello che filtra dal Giappone verso il mondo occidentale, questo farmaco potrebbe avere o garantire dei buoni risultati. Lei cosa ne pensa, professore? Beh, bisogna vedere di quale farmaco, a quale farmaco si riferisce. Se si riferisce al farmaco antimalarico, alla colchicina associata all'idrossiclorochina, è un conto. Perché sono stati autorizzati oggi, Sono stati autorizzati proprio oggi dal Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, però ascoltatemi, guardate, una cosa è questa tipologia di farmaci, altra cosa, voi sapete che esistono dei farmaci antivirali, no? Ok? Così come esistono antibiotici per i batteri, sapete che esistono dei farmaci antivirali, no? Pronto? Perfettamente, perfettamente, continui. Allora, i farmaci antivirali debbono essere utilizzati eventualmente esclusivamente in strutture come lo Spallanzani. Guai usare i farmaci antivirali. Do una spiegazione. Perché? Tutti quanti voi sapete che uno dei problemi grossi dei ricoveri ospedalieri è rappresentato dai germi multiresistenti. Che significa? Che con l'uso indiscriminato degli antibiotici si sono selezionati dei germi che non rispondono più a nulla, perché tutti i germi, tutte le cose viventi cercano di adattarsi. Ora, con l'utilizzo degli antivirali, questo fenomeno di creare ceppi multiresistenti per ciò che riguarda i virus sarebbe drammatico e disastroso. Noi stessi, con l'uso improprio, creeremmo delle armi contro di noi. Perciò gli antivirali lasciamoli allo Spallanzani, perché li usano adeguatamente. Cosa ben diversa è per esempio il problema della sperimentazione e la valutazione con la colchicina associata alla idrossiclorochina. Cioè dimostrata un'azione, ecco, che diciamo rallenta l'ingresso del virus nella cellula. Qual è il problema? Il problema è un problema di costi-benefici, non in termini economici che costano 4 centesimi, ma vedere gli effetti positivi e gli effetti negativi di questi farmaci, perché questi farmaci vengono usati nella malaria, però hanno degli effetti tossici notevoli. Allora bisogna vedere se il gioco ne vale la candela, e questo ce lo può dire solamente una sperimentazione controllata, seria. Ecco perché io mi auguro
che aprano presto l'unità Covid di Germanelli. Professore, quanto può durare l'intubazione di un paziente? Fino a quando è possibile mantenerlo in vita con questo sistema? L'intubazione senza complicanze può essere anche di lunga data. Noi abbiamo avuto pazienti che sono stati ventilati per un mese, per 2 mesi, insomma, pensiamo ai soggetti, per esempio, che hanno delle malattie neuromuscolari e che vengono attraverso la cannula tracheostomica ventilati una vita, va bene? Ora, l'unico problema sono le sovrainfezioni, cioè infezioni da parte di germi che possono rappresentare un problema nel costo dell'assistenza ventilatoria. Arcangelo. No, un'ultima domanda volevo fare al professore ed è questa. Secondo lei che tempi possono esservi per trovare un'arma farmacologica che consenta agli uomini e a noi non di difendersi dal virus, perché noi stiamo solo difendendo restando in casa, evitando il contatto, non lo stiamo attaccando, ma invece attraverso l'individuazione di un farmaco lo si potrebbe attaccare, quindi debellare. Siccome abbiamo avuto gli stessi problemi con Ebola, con SARS, anche se erano epidemie diciamo meno diffuse, secondo lei c'è una possibilità in tempi cronologici, volevo capire, di trovare un farmaco in grado di neutralizzare il coronavirus? Che tempi potrebbero esserci? Quando si troverà un farmaco in grado di neutralizzare il coronavirus, la pandemia sarà già finita, perché i tempi sono lunghi. Noi quello che dobbiamo fare, dobbiamo cercare di evitare il contagio. La caratteristica di questo coronavirus è l'alta contagiosità, va bene? Però l'alta contagiosità è una certa percentuale anche di, diciamo, di condizioni che necessitano del ricovero in terapia intensiva. Ma non dimentichiamo, consentitemi alcune battute così, che ogni anno di influenza normale, nonostante il vaccino, in Italia sono morte 10.000 persone. Forse queste cose ce li scordiamo. Io però volevo fare, mi avete fatto una domanda, quando finirà questo in Calabria? Noi ancora stiamo osservando una curva di incremento, anche se si chiama diciamo incremento prevedibile. Che significa? Significa che non assistiamo all'esplosione alla quale hanno assistito nelle regioni del nord, perché il contagio è un contagio diretto. Ecco perché l'importanza di mantenere, di salvaguardarci e di salvaguardare tutti quanti. Probabilmente me la sentirei anche di dire un'altra cosa. Questo coronavirus ha un po' le stesse caratteristiche di diffusione nei periodi invernali, nei periodi freddi, perché voi sapete un pochettino, tutti gli stati influenzali, tutte le altre epidemie sono venute nei periodi freddi, anche se ci sono alcune cose, alcune malattie virali che prediligono proprio alcuni mesi. Perciò quando incominceranno il tempo buono, questo sarà
importante, credo, per rallentare il. Un'ultima battuta che voglio dire, cioè due veramente ne voglio fare. Un'ultima battuta che voglio fare: quando finirà che avremo la discesa e lo zero di crescita, ancora per 15 giorni manteniamo rigorosamente tutte le misure di precauzione individuale, perché il ritorno del contagio può essere importante. Ricordiamoci un'altra cosa che è importante: cerchiamo singolarmente come cittadini di non accaparrarci di materiale di difesa inutile. Cerchiamo di stare a casa, cerchiamo di uscire il minimo possibile. Professore, che tipo di mascherina bisogna usare? Allora, questa è una bellissima domanda e vi ringrazio. Quelli che sono in contatto con i pazienti affetti da coronavirus, dobbiamo usare delle mascherine di protezione FFP2, l'FFP3, va bene, ma quelli che anche i medici nei reparti possono usare con i pazienti normali delle mascherine normali, anche chirurgiche. Io qualche giorno fa ho visto su Facebook l'immagine di un signore che con una tuta regolamentare, con una visiera, andava a fare la spesa al supermercato. Beh, insomma, queste sono delle cose assurde. Vedi in giro persone, per esempio, che sono dotate di FP2, FP3, che sono inutili. Cioè, se noi parliamo queste cose, la protezione civile non riesce ad avere il materiale per i medici. Ecco perché è di ciascuno di noi anche la responsabilità di costruire. Questa è una guerra e la vinciamo tutti. La responsabilità non è degli altri, la responsabilità è di ciascuno di noi. Io sono sicuro che ce la faremo. Mi auguro che questa esperienza sia un'esperienza buona per i comportamenti individuali. Bene, professore. Con queste esperienze, poi non chiudo, non parlo più perché io sono rogoroico, voi lo sapete, c'è attenzione nei confronti della sanità, siamo riusciti ad avere attrezzature, siamo riusciti ad avere materiale. Io mi auguro che i commissari, e alcuni lo fanno, siano in sintonia con la regione, perché qualche commissario non è in sintonia con l'unità di crisi regionale. Va bene, grazie. dobbiamo stare insieme. Grazie. Arcangelo, siamo in chiusura. Che Sì, cosa grazie, abbiamo appreso? raccolto le idee e sentito anche delle cose importanti riguardo alle mascherine, cioè mascherine quelle più significative dal punto di vista della protezione, ecco, non devono magari essere usate per andare al supermercato, si possono usare delle mascherine normali, e quelle mascherine servono quando si hanno contatti invece appunto magari con pazienti esposti o positivi. Abbiamo capito che non bisogna usare gli antivirali come se fossero gli antibiotici perché provocano un effetto diverso, anzi consentono, come dire, a questi virus di modificarsi per difendersi dall'attacco. Quando si troverà il farmaco in grado di sconfiggere il coronavirus probabilmente sarà già passato, questa non è una buona notizia. Abbiamo sentito che è tanto il mondo della solidarietà che si sta muovendo a sostegno dei medici, abbiamo anche capito che le strutture di rianimazione sarebbero, secondo il professor Amantea, in grado di gestire in questa fase l'ondata di pazienti colpiti dal Covid-19. Quello che manca, e questa è la cosa fondamentale invece che è emersa, è che mancano reparti dedicati al Covid, reparti veri, non con cartelline scritte reparto Covid-19, ma
reparti attrezzati dove agiscano appunto infermieri specializzati, infettivologi, virologi, cioè personale che è in grado di affrontare queste emergenze, reparti dove tutti questi malati devono essere condotti. La governatrice, io preferisco dire la presidente Iole Santelli, dice che questa lotta va fatta negli hub, cioè negli ospedali più importanti. Ha ragione, perché bisogna concentrare i malati nello stesso luogo. Bisogna pure pensare, e ho finito, un ultimo suggerimento, questo a tutti, ma alle autorità sanitarie in particolare: non ci dimentichiamo dei pazienti che stanno in isolamento domiciliare, perché non è che basta testare uno e dire è positivo, poi lo abbandoniamo a casa sua nelle mani del medico di base. Molte di queste persone rischiano di ammalarsi, no? In maniera graduale, e poi finiscono in rianimazione quando è troppo tardi per intervenire. Quindi attenzione ai malati, ai pazienti colpiti dal coronavirus e che si trovano in isolamento domiciliare, perché sono tantissimi, quindi non li abbandoniamo. Una battuta flash, una risposta altrettanto flash al professore. I test sono attendibili al 100%? Abbastanza, sì. Il tampone, il cosiddetto tampone. E noi sì, quelli ufficiali sì, ma quelli che si vendono, che si sono venduti, mi hanno detto, non servivano a niente. I test ufficiali sono abbastanza attendibili, però ogni test poi viene ulteriormente verificato. Va bene, viene verificato. Però c'è da dire un'ultima battuta, che diciamo i reparti di malattie infettive che ci sono, che sono funzionanti, funzionano veramente come unità Covid, però dobbiamo aumentarle nelle strutture importanti, ne dobbiamo aprire altri. Poi volevo ringraziare Arcangelo Badolati perché ha fatto una sintesi veramente utile, perché l'hanno capito tutti i cittadini. E grazie a voi, perché state facendo anche voi una cosa bellissima, l'informazione semplice. Grazie. Grazie professore per essere stato con noi. Arcangelo, chiudiamo qui questo speciale, ci vediamo più tardi col nostro telegiornale. Buon proseguimento di serata. Arrivederci.